Ben ritrovati dalla redazione. Il City Bar è stato costretto a sospendere la propria attività. Un meste vago cartello incollato all'ingresso del City Bar Tergesteo di Piazza Verdi dà conto della decisione della questura ufficializzata lo scorso martedì di chiudere per 2 settimane il locale a causa di motivi di ordine e sicurezza pubblica. Dalle verifiche effettuate dal personale della Polizia di Stato e della Polizia locale è emerso che il locale è da tempo divenuto punto d'incontro, specialmente nella fascia serale notturna, di un numero rilevante di ragazzi di giovanissima età, verosimilmente attratti dalla possibilità di acquistare bevande alcoliche. Lo spaccio di alcolici ai minorenni si è accompagnato ad attività di pubblico spettacolo non autorizzate, con musica ad alto volume all'esterno del locale. Un cittadino colombiano di mezza età è stato denunciato dai carabinieri in quanto responsabile di un accoltellamento avvenuto nella tarda serata del 29 ottobre in via Tommaso Luciani, poco distante da piazza Garibaldi a Trieste. L'aggressore è stato individuato dai militari dell'Arma nella stessa serata. La vittima, anch'egli un cittadino straniero di mezza età, è stato soccorso dal personale dell'ambulanza del 118 intervenuta sul posto. L'uomo ha riportato ferite lievi e non è in pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso, l'alterco tra i due è scoppiato per ragioni familiari ed è avvenuto in strada. Celebriamo un anniversario importante, il 25° anniversario della fondazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA FVG, una realtà che è cresciuta e si è strutturata dal punto di vista organizzativo e tecnico, conquistando nel tempo un ruolo importante come supporto in materia ambientale a livello regionale, ma ARPA è riconosciuta anche a livello nazionale e internazionale per la qualità del lavoro svolto e per l'impegno nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento della comunità su temi ambientali. È il messaggio che l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro ha inviato per la serata concerto Armonia e l'Ambiente al Teatro Giovanni da Udine, organizzata in collaborazione con il Conservatorio Tomadini di Udine per i 25 anni di attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia. Sport calcio, la Triestina non perde, questa volta porta a casa un punto che per la reazione dopo il gol dell'Albino Leffe è un toccasana emotivo come pochi. Gli ospiti fanno la loro onesta partita. L'unione di Pep Clotet ha fatto vedere qualcosa di buono al di là del risultato. Quella reazione vale come una vittoria. Alla fine della partita la curva Furlan ha contestato pesantemente la dirigenza, in particolare il direttore generale Alex Menta. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno con temperature massime di sopra della norma del periodo. Sulla zona montana possibile la presenza di qualche nube bassa in alcune valli, temperature minime in pianura fra 8 e 11 gradi, sulla costa fra 14 e 17, le massime ovunque fra 22 e 25 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.